Inizia nel migliore dei modi il 2017 per la GSM Verona che batte 4-1 il Cuneo. Per la squadra di Ghirardello, che sostituisce in panchina lo squalificato Longega, si tratta di 3 punti importanti per classifica e morale. Siamo sulla strada buona, anche le ragazze hanno dimostrato, come dicevo prima, la voglia di voler essere ancora protagoniste in questa seconda parte di campionato. E siamo qui per lavorare nel migliore dei modi. Pronti via e le scaligere sono già in vantaggio. È il 10° quando Gabbiadini disegna un assist perfetto per Martina Piemonte che batte Triolo. Le padrone di casa vanno vicine al raddoppio con un velenoso rasoterra di Galli che il portiere mette in angolo. Il Cuneo sfiora il pareggio con un gran tiro di Iannella che si stampa contro la traversa a Talman battuta. Più divertente la ripresa che si apre con il raddoppio giallo-blu. Sulla staffilata di Melania Gabbiadini nulla può Triolo. Al 61esimo la GSM Verona si porta sulle 3-0. Piemonte serve Gabbiadini che libera per la conclusione Emanuela Giuliano. Il tiro della numero 10 viene solamente toccato dal portiere. Al 66esimo le venete calano il poker, ancora con Giuliano, controllo e tiro di prima intenzione della giovane centrocampista che vale la doppietta personale. Sì, sono contenta della doppietta di oggi, però c'è ancora tanto lavoro da fare e io fisicamente non sono ancora al top, quindi continuerò ad allenarmi al meglio e a migliorare. Il Cuneo rende meno pesante il passivo al 79esimo con il 200° gol in Serie A di Simona Sodini. Nietante potrebbe ridurre ulteriormente lo svantaggio, ma il suo pallonetto esce per questioni di centimetri. Sul fronte opposto Piemonte si divora la doppietta personale calciando sul fondo l'ottimo assist della solita Gabbiadini. La GSM Verona vince 4-1 e si prepara così nel modo migliore alla sfida di sabato prossimo contro il Brescia. Ormai viaggiamo in partita per far bene. Poi quello che il risultato darà sarà, però comunque noi come l'abbiamo dimostrato a tratti oggi cercheremo di fare il meglio anche contro il Brescia.